Per fare un'ottima chiacchiera, chiamata a Napoli chiacchiera, magari frappe e bugie in altre regioni d'Italia, c'è bisogno di fare un ottimo impasto asciutto, un bilanciamento delle farine, dei grassi e degli zuccheri e ovviamente un fritto croccante e asciutto. Ovviamente una stesura quando più possibile sottile, in modo tale da avere questa chiacchiera bella, sottile e friabile. In questo video, come sempre, faremo vedere come le eseguiamo a mano sia l'impasto e la stesura, con un piccolo accorgimento, un'idea, diciamo così, di fare questi bellissimi coriandoli con il cioccolato. Vi ricordo di andare a vedere tutti i miei dolci di carnevale. Adesso in alto compare la scheda, cliccate sulla scheda e verrete indirizzati su tutti i miei dolci di carnevale. Volevo ringraziare sempre tutte le persone che sostengono il mio canale. Se volete fare anche voi la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante, sotto alla descrizione insieme alle ricette c'è il link per fare la vostra donazione. Adesso andiamo a fare queste bellissime chiacchiere di carnevale. Allora, la ricetta per queste chiacchiere napoletane, la dose è per circa 1 kg di prodotto finito. Abbiamo 250 g di farina 00, 250 g di farina Manitoba, da 320-300 massimo 360 W, non deve essere fortissima, 10 g di sale, 25 g di zucchero, 5 tuorli d'uovo, 50 g di burro o potete usare strutto o margarina, 180 g di vino bianco o altro liquore a piacere tipo strega, mezzo limone e mezza arancia grattugiata, 100 g di cioccolato fondente o altro gusto a piacere per ricoprire al cioccolato. Per fare invece al cioccolato la decorazione in coriandoli abbiamo 50 g di cioccolato bianco e colorante a piacere adatto per cioccolato. Olio per friggere alto oleico è preferibile o arachidi va bene. Zucchero a velo vanigliato per l'esterno. Più o meno le due farine mettendole a cerchio come di solito sul tavolo. Andiamo a inserire la buccia del limone grattugiata. Iniziamo a mettere zucchero e sale, fatto una pesata, il burro. Voi se avete lo strutto in questo momento mettete lo strutto. Iniziamo a lavorare con le mani. Inseriamo i tuorli. Poi inseriamo il vino e iniziamo ad amalgamare il tutto. Inserisco il cucchiaino di estratto di vaniglia e inizio a impastare chiamando un po' di farina lateralmente e man mano impastiamo il tutto. Ovviamente non è un impasto abbastanza molle, togliere dal tavolo i residui. Non è un impasto abbastanza molle, ma è un impasto sostenuto proprio perché deve rimanere, diciamo, una chiacchiera ben croccante e friabile anche nel tempo. Come vediamo, dopo circa 5 minuti di impasto, l'impasto inizia a diventare solido in questo modo, farlo riposare un poco e adesso, dopo circa 10 minuti totali di impasto e di riposo, vado, vedete io ho un matterello ben grosso. Più è grosso il matterello, più comodo è la stesura. Non facciamo fatica, un matterello piccolo faremo una fatica enorme. Per affinare per bene, ecco, vado a fare una chiusura al libro, tipo una chiusura a 3, ma in effetti potete chiudere come vi pare, basta che l'impasto alla fine risulti raffinato. Ecco, faccio lo stesso movimento, vedete, senza farina, altrimenti l'impasto inizia ad immagazzinare farina e non va bene. Ecco, io vado a fare la stessa operazione, poi li faccio riposare di nuovo altri 3-4 minuti e vado a rifare di nuovo la stessa operazione. Vedete che man mano l'impasto risulta ben liscio, come ho fatto prima, vedete, uguale. Vado a dare altri 5 minuti
e poi vado di nuovo a raffinare. Voi se ovviamente avete una sfogliatrice, quelle manuali o addirittura quelle a motore, ancora meglio, così risparmiate di fare questa stesura a mano. Allo stesso modo vado sempre a chiudere. Io lo faccio in quest'ordine per una questione di abitudine, ma si può fare principalmente anche qualche altro tipo di piega, basta che si raffina l'impasto. Vedete come è diventato liscio, si vede come è liscio l'impasto quando è pronto. Andiamo a tagliare l'impasto dopo 5 minuti sempre di riposo in 3 parti uguali. Vedete come si è raffinato ben bene l'impasto. Voi se avete una raffinatrice, una stand di pasta, siete molto più agevolati ed è anche un impasto abbastanza sostenuto. Eccolo, vado a stendere sempre in modo lineare, giusto per far scivolare un po' in più l'impasto, altrimenti non si va a stendere più perché è molto asciutto. Quindi vado a mettere un po' di farina, vedete, per agevolare un po' la stesura, la liquidità. Ecco, in questo modo praticamente noi dobbiamo arrivare alla misura di 0,4-0,5 mm, cioè meno di 1 mm ovviamente. Ecco, lo vado a lavorare anche con le mani per renderlo in una misura abbastanza rettangolare e precisa, con una forchetta. Vado a dividere l'impasto in questo modo, rettangolare, con l'aiuto diciamo di un tagliapasta, in questo caso è rigato, per tagliare la pizza o altri impasti. Ecco qua, vado a fare 2, 4, 6, 8 pezzi in orizzontale e 3 in verticale. Metto un po' di farina sul fondo di un contenitore d'acciaio per mettere le chiacchiere su, vado a fare anche la prova per vedere se l'olio è pronto. L'olio effettivamente è pronto. Mi raccomando, vedete, usate una bella padella capiente con abbondante olio. Ho usato 1 litro di olio. Ecco, in questo caso se la chiacchiera vi risulta, faccio vedere, un po' troppo spessa, vado ad allargare anche con le mani, si possono anche allargare con le mani, e vado ad immergerle nell'olio con i suoi 165, massimo 170 gradi, delle chiacchiere. Poi andremo a girare. Io ho usato questa pinza di acciaio con la carta assorbente e andiamo ad estrarre le nostre chiacchiere. Vedete che spettacolo, piena di bolle. Ovviamente è normale che artigianalmente possono venire disuguali anche a livello di spessore, perché abbiamo fatto tutta la stesura a mano. Vedete l'olio come è alto il livello dell'olio, e vado a proseguire sempre così anche con le prossime fritture. Vedete come si gonfiano bene. Finite poi tutte le nostre chiacchiere, a questo punto guardate che belle, foglio di carta da forno per farle al cioccolato. Voi le potete fare anche tutte con zucchero a velo o addirittura tutte al cioccolato, così. Andiamo a sentire il rumore. E anche il suo interno, guardate che bella. E vado a inserire in un sacco a poche fatto a cornetto di carta da forno. Vado a chiudere ovviamente in questo modo, come sempre. Adesso arriveremo a destra. Vado a formare queste griglie di cioccolato sulle chiacchiere. Si asciughi il cioccolato ovviamente, e vado a fare i coriandoli con cioccolato bianco. Vedete, ho un set di colori per cioccolato, per farlo verde, rosso. Ovviamente i 50 grammi di cioccolato bianco è diviso in 2 colori. E vado a fare delle strisce prima rosse, è uguale, prima verde o rosse e verde insieme,
tanto devono essere tagliati in questo modo, sempre a strisce, astratte ovviamente senza nessuna precisione, che devono essere tagliati come vi dicevo. Nel frattempo le nostre strisce si induriscono, vado ad impiattare le chiacchiere al cioccolato su un'alzatina, completo l'alzatina, le bellissime chiacchiere al cioccolato, buonissime, che la velo, proseguo a vedere questo momento. Ecco, adesso che si è indurita, mettiamo anche in frigorifero o addirittura in freezer, se non indurite le strisce, vado a tagliuzzarle a piacere, a modo mio, diciamo, le mettiamo sopra alle chiacchiere così e voilà. Ci vediamo dopo per l'assaggio. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bellissimo like, iscrivetevi sempre al mio canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Seguitemi sempre sui social Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, sotto il video c'è il tasto condividi, cliccate su condividi e condividete questo video o altri miei video della mia pagina sui vostri social. Lasciate un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti. Ragazzi, che dire, alla prossima ricetta, un bacio a tutti!